Sono trovato tra l'Algeria e la Tunisia. Una grande nave va in avaria. Noi stavamo recuperando l'attrezzatura e andare all'ancora alla Galita, perché il tempo era previsto forza 7-8 di maestrale. Con forza 7 si rimane in pesca, non che si pesca, ti metti con la programmare aspettando che il tempo passa e poi ricominci a lavorare di nuovo. Ed è dura, ma è il tuo mestiere. Sta nave, tac, sul canale 16 chiede soccorso. Avevano sotto una biella del motore. Una nave di 100 metri, scarica, faceva 4-5 miglia all'ora alla deriva. Prima che faceva giorno si andavano a massacrare negli scogli. Andiamo sotto questa nave. Di fronte a quella nave eravamo una scialuppa. Un'onda significava 7-8 metri d'altezza. Con grandi difficoltà abbiamo messo quella nave a rimorchio. E siamo stati 23 ore con la manovra in mano. Siamo riusciti ad entrare nella rada di Biserta. Con un equipaggio formidabile abbiamo risolto quel problema. Gli abbiamo dato da mangiare del pesce pure a loro. Per noi era una normale operazione che avevamo fatto, un po' difficile. Dopo un po' di tempo viene l'armatore con tutto l'equipaggio. Sono venuti a ringraziarci. Sta in continuità per mare, no? C'è una grande umanità e una grande disponibilità. Io potevo essere messo in galera se le cose andavano male, ma come si fa a non rispondere a una chiamata di soccorso?